Buongiorno a tutti. Parto subito, dato il tempo limitato, senza preamboli. Quest'anno vi ricordo innanzitutto l'esperienza ormai biennale con il nostro Exploiovit, con quindi la confusione sessuale via spray. L'Exploiovit dall'anno scorso vi ricordo anche che è stato registrato in biologico, dato che è decaduta la limitazione, la restrizione di impiego che c'era nel regolamento europeo 2025-973. Mi sono fatto e vi faccio delle considerazioni sull'esperienza proprio in campo effettuata in questi ultimi 2 anni, diciamo personalmente, dove mi sono considerato che l'efficacia è stata, e del resto è lo stesso feromone degli spaghetti, non richiede nessuna installazione o rimozione, non richiede rinforzi sul bordo, non richiede nessuna condizione particolare di miscibilità, è flessibile, è inodore, non imbratta, è semplice nell'utilizzo, ha un costo ettaro tendenzialmente inferiore all'utilizzo dei dispenser, è possibile utilizzarlo in strategia mista con Affirm e ha una criticità di eventuale dilavamento anch'essa confermata, dato che è un fitofarmaco, ma è gestibile. La gestione la vediamo in 2 esempi. Ricordiamo comunque a tutti che Exploiovit non sostituisce ma si affianca e si affiancherà ai nostri insetticidi come Affirm e come Voliam. Ricordiamo che l'Exploiovit va usato, altrimenti non ha senso, in unione a un trattamento fungicida, al più tardi 3-4 giorni dopo le prime catture. Ho fatto 2 esempi, proprio esempi, no? Frutto di esperienza sul campo. Parto ad esempio il 20 di giugno con Exploiovit, ho davanti un bel tempo, quindi posso tenere i 10-14 giorni, rifaccio il secondo trattamento a 1 litro per ettaro e chiudo la seconda generazione. Faccio il trattamento il 20 di giugno, e come capita spesso nelle nostre zone del nord-est, qualche giorno dopo piove, e piove tanto. Se piove tanto il viticoltore ritratta comunque col trattamento fungicida, non aspetta di certo 10, 12, 14 giorni, e quindi col trattamento che faccio prima, col trattamento fungicida, ci rimetto dentro semplicemente l'Exploio, modulando la dose in funzione dell'intervallo, cioè del trattamento seguente. L'Exploiovit, come vi dicevo, è anche flessibile nel suo posizionamento, nel suo utilizzo, dato che può essere utilizzato sia con sia senza il trattamento insetticida convenzionale. Se voglio trattare o devo trattare tutte e 3 le generazioni, posso utilizzare nella prima generazione o la Firm, oppure se sono in biologico posso utilizzare il Primia, il nostro Bacillus thuringiensis. Se invece tratto la seconda o la terza o solo la seconda, posso utilizzare una strategia mista di Affirm e Exploio, oppure fare sia la seconda sia la terza generazione con Exploiovit. Secondo capitolo, secondo formulato, il Ridomil Gold 4 tante selle, è stato registrato da pochissimo, il 4 febbraio, il nuovo formulato a base di metalaxilemme, che è affidabile ma anche, come ribadiremo, soprattutto flessibile rispetto agli altri formulati per la protezione della vite dalla peronospora. Ricordiamo brevissimamente quello che è abbastanza scontato, ma è giusto ribadire. Innanzitutto cosa ha dentro? Ha dentro il mefenoxam, che è il nome commerciale del metalaxilemme, cioè dell'R-enantiometro, no? dell'enantiomero purificato, in soluzione liquida 465,2 grammi litro. È una fenilamide, certo, ha un meccanismo di azione unico, cioè inibisce la sintesi dell'RNA ribosomiale. È registrato su un vasto numero di colture, qui ci interessa la vite, dove presenta sia un dosaggio per ettaro basso,
0,2 litri ettaro, ma anche c'è i 20 ml per ettolitro, sia un intervallo flessibile, 7-10 giorni, un PHI, no? Un intervallo di sicurezza di 20 giorni e, ultimo ma non ultimo, non ha nessuna fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali. Dicevamo che è una fenilamide, sì, il metalaxilemme, ma è una fenilamide che si scosta dalle altre fenilamidi per una solubilità in acqua, 26.000 mg litro, lo ricordo, che è un migliaio di volte superiore ad esempio al benalaxilemme e 3 volte superiore al metalaxil, che sarebbe il prodotto racemico, con un coefficiente di ripartizione etanolo-acqua rispetto al benalaxilemme praticamente della metà. Ricordo 2 o 3 cose che ricordavo già quando è nata Syngenta, cioè che il metalaxilemme non ha bisogno degli stomi aperti per entrare, si entra per diffusione passiva attraverso l'organo erbaceo della pianta, che si tratti di foglia, che si tratti di tralcio, che si tratti di grappolo. Quindi stomi chiusi, stomi aperti c'entrano poco. Si entra per diffusione passiva come del resto tutti gli altri citotropico traslaminari. Per entrare un citotropico traslaminare deve entrare così, altrimenti non ce la fa. Dopodiché, quando incontra lo xilema, il vaso xilematico è capace di essere trasportato per sistemia acropeta, quindi ascendente. Se entra come entra in questo modo, entra però rispetto agli altri citotropico traslaminari in modo completo all'interno della pianta e rispetto agli altri in modo molto veloce. In condizioni controllate è mezz'ora. Se la trasliamo a pieno campo possiamo parlare di un'ora, un'oretta e mezza, e questo è molto importante perché possiamo essere sicuri che una pioggia dilavante che arrivi, che ne so, 2 ore dopo, non ha bisogno di un ritrattamento col metalaxilemme, ma ha bisogno eventualmente solo di una ribattuta col prodotto di copertura. Come si comporta una volta entrato nella pianta? Beh, innanzitutto vediamo su foglia. Su foglia, rispetto ad altri citotropico traslaminare, si diffonde in modo veloce e completo all'interno dell'area trattata, anche se ne viene trattata, questo è chiaramente uno studio di laboratorio, un pezzettino, una parte sola. Se andiamo a vedere la sua sistemia invece, partendo da sinistra, se viene dato alle radici sale su tutta la parte soprastante, se viene dato in una foglia resta in una foglia, se viene dato in un pezzettino di tralcio, ad esempio a metà del tralcio, sale solo sulla parte superiore. Questo cosa comporta in termini pratici, facendo la foto di un ipotetico tralcio in campagna? Riassumendo quindi, citotropico traslaminare sì, citotropico traslaminare sulla foglia che ho evidenziato, sul grappolo che ho evidenziato, entra e ci resta, ma rispetto agli altri citotropico traslaminare è capace di diffondersi, come abbiamo visto, all'interno del grappolo erbaceo, fino che erbaceo, e all'interno della foglia. Quando è il suo comportamento sistemico? Il comportamento sistemico è quello del prodotto che sbatte sul tralcio erbaceo e da lì viene traslocato, è capace di essere traslocato alla parte superiore. Ne discende che, sempre in modo pratico, no, dobbiamo evidenziare che anche per i sistemici come Ridomil vale molto la qualità della distribuzione, la qualità del deposito, che non significa dare secchiate di acqua alle piante, no? Ma bagnarle bene, perché come si sente dire ancora qualche volta, un po' meno rispetto ad anni fa, non è che se la cava da solo e va dove vuole. Un minuto? Certo. Il Ridomil Gold 480 SL, come vi dicevo, è flessibile. Qui ho menzionato 3 dei suoi possibili posizionamenti. Innanzitutto
da grappoli separati a fioritura con un prodotto di copertura, ad esempio col nostro Faltex, il Folpet. Se siamo alla fine della fioritura possiamo ancora utilizzarlo perché il grappolino è ancora erbaceo e possiamo ad esempio utilizzarlo col Naxostop, il nostro Fluazinam, che gli conferisce anche alla miscela evidentemente, una attività verso la botrite e verso il black rot. Se vogliamo difendere le femminelle, e chiaramente in Veneto non ne abbiamo fatti 2 prima ma uno solo, perché in Veneto presumo che saranno 2 anche quest'anno, possiamo mescolarlo con rame, avendo la possibilità quindi di modulare sia la tipologia sia la qualità di rame per ettaro utilizzata. Finisco con la tabella disciplinare Veneto Bozza di Stingenta, chiaramente ho scritto Bozza perché l'ho preparata prima che il servizio fitosanitario elencasse quello che ha elencato, quindi sono andato per supposizione, ma insomma senza essere dei geni ci ho abbastanza preso. Quindi lì c'è tutto quello che si può fare come Singenta nel disciplinare. È, come ripeto sempre, una proposta onesta, nel senso che tiene conto del fatto che siamo nel nord-est e nel nord-est non siamo a Pantelleria dove si fanno 4 trattamenti, o anche andando in Slovenia nella valle di Ajdovština dove se ne fanno 6-7. Ok Marco, per onestà, ecco, terminiamo. Per onestà ho finito.